Se parliamo della problematica della casa, assolutamente d'emergenza. Stiamo cercando di riuscire a recuperare proprio la struttura, perché dobbiamo dare risposte e soprattutto non rimandare. Non esita a definirla un'emergenza la vice sindaca e assessore alla casa Luciana Colle. Abbiamo trovato del personale molto demotivato quando ci siamo insediati negli uffici e stiamo cercando di rimettere in moto la macchina, spiega, ma di sicuro non ci sono i soldi per sistemare gli alloggi di proprietà comunale, attualmente vuoti perché non agibili. Hanno fatto e continueremo a fare anche dei bandi di autorestauro, cioè mettendo a disposizione gli immobili con bandi logicamente, per far sì che le persone che abbiano possibilità anche economiche, qualcosa di più degli altri, se le possano mettere in ordine per essere utilizzate, però è una percentuale molto bassa e purtroppo economicamente parlando non ci sono soldi per poter recuperare tutti questi immobili.